Dovrebbe esserci un consultorio ogni 20.000 abitanti. A Padova c'è un consultorio ogni 52.500 abitanti. Ne sono rimasti aperti solamente 4, ne sono stati chiusi 6 e questi dati danno assolutamente la cifra del depauperamento, del depotenziamento dei consultori familiari. Una rete tutta al femminile per chiedere alla Regione di ripristinare il numero di consultori nel territorio, un presidio fondamentale per la tutela della salute fisica e anche psicologica della donna. Parte da Padova una raccolta firme iniziata dall'associazione Padova Donne, che ha unito il Centro Veneto Progetti Donna e altre associazioni. A gennaio la prima lettera inviata all'USL 6, poi la raccolta di oltre 1.500 firme. Chiedere che cosa? Chiedere che vengano, quantomeno, essere ascoltate e vengano ripristinati i servizi dei consultori familiari, perché i consultori nascono da una legge del 75 che era una legge all'avanguardia che prevedeva l'erogazione di servizi sociosanitari rivolti alle donne, alle famiglie e ai giovani, agli adolescenti, cosa che non avviene più perché di fatto sono stati chiusi i consultori, non sono stati ripristinati i pensionamenti, gli operatori sono sempre meno. A sostegno della rete padovana, che ha raccolto le firme, anche la consigliera regionale del Veneto Che Vogliamo, Elena Ostanella, che chiede alla giunta regionale di rispettare il numero di consultori previsti dalla legge. Siamo una delle regioni che ad esempio non raggiunge il Golden Standard. Non diamo un consultorio ogni 20.000 abitanti, ma lo diamo ogni 50.000. Ecco, la giunta deve chiarire cosa vuole fare. Vuole supportare i consultori del Veneto o vuole invece renderli dei semplici ambulatori? Perché così non garantiscono in particolare la salute della donna.